Sangue freddo, uno spiccato senso civico e una preparazione adeguata per affrontare una situazione di emergenza è il ritratto dell'autista CTV che ha consentito di fermare un passeggero salito a bordo in stato di alterazione e che aveva con sé un coltello. L'autista, quando ha visto l'uomo, di origini asiatiche, particolarmente agitato e con il coltello che spuntava sotto i vestiti, non ha perso tempo, ha chiamato la polizia senza che il passeggero se ne accorgesse e ha concordato il da farsi. A nome di tutta la città di Venezia un grazie davvero a Giuseppe Mazzone, l'autista della CTV, che l'altro giorno assieme ai suoi colleghi della centrale operativa e della polizia sono riusciti a fermare una persona pericolosa all'interno dell'autobus. Con lucidità l'autista 34enne ha fatto partire comunque il mezzo, fermandosi poco dopo in via Torino e fingendo un guasto, comunicando ai passeggeri che sarebbe arrivato a breve un mezzo sostitutivo. Invece sono arrivate le volanti della polizia che hanno preso in consegna l'uomo accompagnandolo in questura. Il ringraziamento non è solo per questo gesto di sincera dedizione al dovere, ma quanto perché non ha girato la testa dall'altra parte. E tante persone che lavorano alla CTV, che lavorano in Veritas, che lavorano in generale, che studiano, insomma, che vivono la propria cittadinanza con partecipazione e con democrazia, ci stanno dando una mano alle istituzioni perché viviamo meglio, perché possiamo tutti vivere meglio. Il ringraziamento del sindaco Brugnaro sottolinea la capacità dell'autista di non creare allarme tra i passeggeri, che avrebbe potuto scatenare la rabbia dell'uomo, e di non girare la testa dall'altra parte, fingendo di non vedere. Ecco, ricordiamoci di questi esempi, non ci sono soltanto le persone che si comportano male, ma ci sono la moltitudine delle persone che si comportano bene e grazie a questi esempi possiamo tutti andare un po' più fieri di noi stessi. Grazie ancora.